Oggi inauguriamo la stagione ciclistica 2018. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa società che nasce nel lontano 1972. La SC Santa Lucia quest'anno festeggia anche il 46esimo anno di fondazione. 46 anni non sono pochi e la dicono tutta su quello che è Santa Lucia di Piave. È una società tenace e molto forte che ha saputo conciliare in questi 46 anni momenti di gloria a momenti difficili che è normale incontrare nella vita di tutti i giorni. Tra le file della società anche tanti campioni, cito solamente l'ultimo che è Andrea Vendrame, che purtroppo oggi non è presente in quanto è in preparazione sull'Etna, è in ritiro sull'Etna per preparare la settimana francese. Abbiamo anche altri campioni qui a Santa Lucia di Piave, in modo particolare cito Mario Zanin, che è stato campione olimpionico a Tokyo nel 1964. Non è mai stato tesserato con Santa Lucia, siamo un po' dispiaciuti di questo, però fa parte del territorio di Santa Lucia, abita a Santa Lucia e questo le dice lunga sull'amore per il ciclismo che c'è in questo paese. Naturalmente dimenticavo Franco Pellizzotti, ma è facile dimenticarne, ce ne sono talmente tanti. Anche Franco l'avevamo invitato, anche lui è alla Tirreno Adriatico e chiaramente siamo orgogliosi sicuramente anche di Franco Pellizzotti. Siamo orgogliosi anche di Mara Dal Borgo che è tesserata con noi, campione mondiale di Slider King. Slider King è una specialità non molto conosciuta in Italia, però molto praticata all'estero. È vice campione mondiale di ciclocross a livello amatoriale e campionessa italiana di ciclocross. E anche questo la dice lunga che lei di Santa Lucia di Piave. Ritorno a quello che ho detto prima, che Santa Lucia di Piave è una fucina di campioni per quello che riguarda il ciclismo. Sicuramente siamo partiti con questa nuova stagione. Beh, innanzitutto per noi è quasi 46 anni di storia, ma oggi è quasi l'anno zero. Non dico una rifondazione, ma una ripartenza sicuramente. Siamo entrati da poco, un gruppo di ragazzi, si può dire, diciamo, dai, per dare stimolo a questa società che aveva una storia, perché siamo tutti corridori che hanno comunque nelle giovanili partecipato, hanno corso per questa squadra ciclistica. E quindi ci è venuto semplice poi entrare a ridare vigore, insomma, a questa società. La volontà è quella, appunto, quasi una ripartenza. Abbiamo ridisegnato le maglie, abbiamo dato una nuova veste alla divisa, sempre mantenendo i colori storici del Santa Lucia in primis, ma soprattutto inserendo in calendario degli appuntamenti ciclisti. Spesso si pensa siano quelli che riempiono le strade la domenica mattina, in realtà ci piace anche far dell'altro, organizzare gli appuntamenti che ci permettono di stare insieme, quindi anche divertirsi oltre a quello che può essere l'aspetto sportivo, quindi la fatica del pedalare. E a tal proposito quest'anno abbiamo organizzato tra l'altro una 3 giorni. L'abbiamo intitolata diciamo il Giro delle 3 bandiere, questo perché toccheremo 3 stati, 3 stati: Slovenia, dove partiremo da Caporetto, e anche lì è un po' significativo perché nell'anno del centenario della Prima Guerra Mondiale ci piaceva anche un po' creare questo connubio. Da lì faremo dei passi, Mangart, per poi arrivare anche in Italia. Dall'Italia passeremo il confine, andremo in Austria, e l'Austria poi scaleremo un passo che si chiama il Passo Tromeia, è il passo dove si incrociano i 3 confini, Italia, Austria, Slovenia. Ecco, lì c'è anche un mausoleo, c'è un museo all'aria aperta legato appunto a questa antica guerra, alla Prima Guerra Mondiale, e quindi visiteremo, ecco, un modo anche di stare insieme, pedalare, ma anche così visitare posti nuovi e così conoscere anche un po' la nostra storia, anche se drammatica da quel punto di vista. Tra l'altro sarà un'avventura che faremo con 2 squadre, perché all'interno della società abbiamo degli appassionati di mountain bike e appassionati di bici da strada. Quindi 2 percorsi collaterali che però avremo modo di incontrarci in punti stabiliti e poi la sera ritrovarci a Kralnička Gora piuttosto che in altri appuntamenti che abbiamo definito. Sicuramente rappresenta un vanto per la longevità della società, per i risultati ottenuti negli anni, ed è un vanto anche il fatto che risorga, non è mai morta, ma risorga e riparta con una nuova verve, con un nuovo gruppo
di persone piene di voglia di fare, che hanno saputo già calamitizzare un mucchio di interesse attorno tra i cittadini, tra gli appassionati e anche tra gli sponsor, che è una questione non da poco di questi tempi. Quindi a Fausto Román e ai suoi amici e ai concittadini il mio augurio di proseguire, rinnovare i fasti, portarli oltre quelli del passato, insomma, ma questo vuol dire che la passione delle due ruote a Santa Lucia è radicata, non è mai morta. D'altronde abbiamo un campione olimpico, abbiamo un professionista come Andrea Vendrame. Ahimè, io volevo farlo ma non avevo le qualità a suo tempo, andavo meglio a calcio, quindi, però mi è rimasta la passione della bicicletta comunque come appassionato sicuramente.